Che i lupi siano presenti ormai stabilmente fra Bassano e Marostica è fuori da ogni dubbio, ma gli ultimi avvistamenti confermano la presenza di un branco ai piedi delle colline e a 2 passi dalle case. Anzi, in mezzo alle case, almeno a vedere le immagini che arrivano dalla zona di Marsan. Eccolo il video che sta facendo il giro di Marostica e Bassano. Si vede un esemplare giovane di lupo impaurito, ma neanche troppo, gironzolare in via Nonis all'ombra della chiesa del quartiere e poi prendere la via del monte, dove quasi certamente staziona il resto del branco. L'animale era forse sceso fra le case per cercare del cibo, ma è stato disturbato dalle auto e dalle persone che lo stavano riprendendo e fotografando. È un dato di fatto che ormai la situazione sta sfuggendo di mano, abbiamo sempre più segnalazioni e avvistamenti nel territorio comunale e sempre, soprattutto, più segnalazioni e avvistamenti nei pressi delle abitazioni. Ora, dai video di ieri sera, di fatto questo lupo era in pieno centro frazione, in una via dove abbiamo molte attività anche commerciali. C'è un bar nei pressi, un agriturismo, macelleria, un alimentare, quindi è proprio diventata quasi una consuetudine per questi animali che di fatto non hanno paura dell'uomo avvicinarsi sempre di più alle case. Alla fine il selvatico si è dileguato, ma l'avvistamento spaventa non poco i residenti che si ritrovano a dover fare i conti con una presenza stabile dovuta a una dispersione di uno o più branchi attivi sulla spalla dell'altopiano dei 7 comuni, fra Montecorno e Rubbio. Ormai sembra appurato e confermato anche da segnalazioni che avvengono a distanza di pochi minuti nelle stesse serate che nel nostro territorio comunale e anche nel confine con Bassano e Lusiana Conco ci siano una media dai 4 ai 6 esemplari che si muovono in territorio. Sulle montagne, intanto, non si fermano le predazioni ai danni delle ultime malghe ancora attive e delle aziende agricole, con un numero di capi predati fra vacche, pecore e asini che cresce continuamente.